Benvenuti al Roberto Sorrentino Accademia Trapani Partinico Audace, nona giornata del girone A di promozione siciliana. Paranzano, colpo di testa, prolungamento, c'è Angelo Ferrante al volo, di stretta, la parata del portiere dell'Accademia. Va Cammareri alla battuta, pallone in mezzo, colpo di testa e c'è l'autogol del Partinico Audace. Pallone che scorre dalle parti di Castiglione, si deve fermare, si accentra, fa cadere quasi il proprio avversario, poi la serve a Cammareri, altro cross di Cammareri, secondo palo, Cannavò, super intervento di Pullarà. Nel fischio dell'arbitro la battuta di Castiglione, colpo di testa di Nolfo che finisce fuori, altra occasione. Pallone di Castiglione, Cannavò, secondo palo verso Samanà, davanti il portiere Samanà! Superazione dell'Accademia Trapani, 2-0, la rete da parte di Francesco Samanà. Lancio lungo per la corsa da parte di Giovanni Corso, area di rigore, Corso calcia! Il gol del Partinico Audace con il solito Giovanni Corso, 2-1 e riaperta. Alessandro Scrozzo, più libero, passaggio in verticale, arriva la VAR, c'è Angelo Ferrante da fuori! Angelo Ferrante, il pareggio del Partinico Audace con il colpo magico, stupendo di Angelo Ferrante!